Dottor Scarpa, grazie per essere qui. Sappiamo che lei è molto riservato, anche un po' schivo, quindi davvero grazie di cuore. Sì, riservato no. Sì, non so cosa vuol dire. Senta, dottor Scarpa, una domanda a cui lei sicuramente può rispondere bene. Il gusto italiano per il bello, un mito o una verità? È un bidone, perché è stato usato come un'arma da sparare addosso agli altri senza sapere cos'è. E il design in che direzione si sta muovendo? Il design è una indicazione di un certo modo di operare, va tutto bene. Senta, ma l'eredità di suo padre, in qualche modo, un ingombro o un'eredità preziosa? Beh, come eredità la preziosità è dopo, è necessaria, riconoscerla sarebbe ignobile fingere di no. Ciò che io ho imparato l'ho estirpato, quindi è una via di mezzo e con grande amore, perché queste cose qui devono avere come base di fondo non l'interesse o la speculazione o la cosa, ma l'amore verso tutte le cose, dall'aver imparato, dall'aver la capacità di regalare. Tutte queste cose qua, se non le impari per tempo, non le saprai mai usare dopo. A proposito di regalare, lei regala molto ai suoi studenti, ex studenti dell'università. Com'è il confronto? Ho provato e devo dire che la scuola non è all'altezza della situazione. Non lo è perché i professori sono non all'altezza della situazione, la scuola non ha strutture per poter pretendere delle qualità più elevate, eccetera. Senta, un'ultima domanda, per chi non la conoscesse, un'opera, un pezzo di design che lei trova particolarmente rappresentativo di se stesso? Non ne ho. È difficilissima una cosa del genere. No, non è possibile. Io do sempre il massimo dell'intelligenza che ho, che è poca, ma che è molto dinamica, quindi non so valutarla quanto è di qualità e quanto non lo è, ma sicuramente posso usarla perché ce n'è tanta. Beh, magari ci fossero più intelligenze come la sua. Beh, non pretendo di avere un'intelligenza, semmai bisognerebbe che avessero più scuole, più tecniche per imparare. Non è vero che le scuole sono specifiche. La scuola dà determinati parametri che tu lo incastri nei tuoi difetti, nelle tue qualità specifiche, nelle tue priorità. E naturalmente manca qualche cosa che è l'intelligenza, che quella viene dall'amore.